La tua radio. Va ora in onda Potere al Popolo. Che giornata di controinformazione, che giornata di scioperi. Vieni avanti Landini, il titolo del libro che sta facendo molto discutere. Il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varin, potere al popolo e potere al territorio, ma naturalmente con le ultime notizie tra pochissimo nel Qui Parlamento. Qui Parlamento. Con il buongiorno al deputato della Lega Andrea Barabotti. Ciao Andrea! Ciao Sammy, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sempre un piacerissimo trovarti su queste frequenze. Allora, a proposito di scioperi e a proposito di venerdì, sai che oggi è il venerdì del Black Friday, queste americanate che hanno un successo pazzesco, io approfitto anche di questo collegamento per chiedere, non soltanto a te ma anche ai nostri ascoltatori, se ci sono problemi anche oggi con il bancomat, perché mi state segnalando che anche quest'oggi il POS, quindi quando pagate con la carta di credito o il bancomat, ha problemi in tutta Italia. Ieri ci sono stati, se ne siamo accorti un po' tutti, ti faceva errore, come al solito ti viene in mente ho finito i soldi in banca, e invece no, c'era un problema di collegamento, non si capisce cosa sia successo, però queste sono le avvisaglie che ti fanno capire come ormai dipendiamo da una certa situazione e se vogliono ci bloccano la vita. Non usiamo più i contanti e queste sono le meditazioni che lanciamo. Non era forse meglio prima? Insomma, la verità sta nel mezzo, ma poi vediamo. Intanto, Andrea, chiaramente lo chiedo anche ai nostri ascoltatori che sono lì in giro e magari ci ascoltano dall'auto e hanno avuto proprio questo problema. Intanto però l'argomento di cui volevo parlare con te per 5 minuti è quello del telemarketing molesto, cioè ragazzi, questi non smettono più, sembrava che ci toglievamo dal registro e allora non ti chiamano più, no, quelli continuano a chiamare, teleselling si chiama, telemarketing molesto e troppo spesso fraudolento, e cercano di fregarti in ogni modo, soprattutto adesso con sta cosa del gas, della corrente, le bollette alte. Proprio l'altro giorno avete audito le associazioni che rappresentano i consumatori italiani per cercare di regolamentare una volta per tutte i call center, con tutto rispetto chiaramente per chi nel call center ci lavora, accidenti, però cosa si può fare? Barabotti. Allora Sammy, la questione è seria, perché il registro delle opposizioni ha prodotto inizialmente dei risultati importanti, ma poi tramite le nuove tecnologie questi operatori illegali dei call center hanno iniziato a utilizzare la tecnologia per aggirare le norme. Oggi ad esempio si avvalgono di una tecnologia, si chiama click spoofing, che è il mascheramento del numero del chiamante, quindi riescono a utilizzare delle numerazioni dei gestori telefonici anche cellulare, e tu quindi blocchi il numero che ti disturba una volta, ma subito dopo ti arriva la telefonata di un altro cellulare, per cui con una numerazione che poi in realtà non esiste veramente, ma che appunto appartiene a questa nuova tecnologia. Quindi che cosa fare? Innanzitutto dobbiamo impedire di utilizzare questa pratica del click spoofing utilizzando la tecnologia contro la tecnologia. Abbiamo la possibilità di farlo, abbiamo la possibilità di avvalerci della collaborazione dei gestori telefonici, perché ogni numerazione poi appartiene a un gestore telefonico, quindi è giusto che i gestori telefonici abbiano una parte da protagonista in questo contrasto al telemarketing diciamo così onesto. Poi c'è il tema, anche oltre alle molestie telefoniche, c'è il tema delle frodi vere e proprie. Ci sono centinaia di migliaia di italiani che hanno sottoscritto dei contratti con le forniture più disparate, dicendo un sì al telefono ed essendo registrati in quel momento al loro
a loro insaputa. E allora, siccome questi soggetti che vengono truffati sono soprattutto i soggetti più fragili, io penso ai nostri anziani, i nonni spesso sono oggetto di questa nuova sorta di truffa, e guardate che è una cosa molto antipatica, perché il danno per i risparmiatori italiani, per i cittadini italiani, ammontano a milioni e milioni di euro, centinaia di milioni di euro, che però si sono molto parcellizzati e quindi tutto sommato non cambiano la vita a nessuno, ma rappresentano comunque complessivamente una grossa frode. E da questo punto di vista dobbiamo chiamare a una responsabilità solidale chi somministra certi servizi. Cioè, se io azienda chiudo dei contratti che sono frutto di teleselling fraudolento, a me non interessa, Stato, non interessa che il call center con sede in Albania abbia chiuso i battenti e adesso non so con chi andare a rifarmela, perché il soggetto che ha goduto dei servizi del call center abusivo deve rispondere solidalmente. Quindi ai soggetti, quindi che si tratti di un'azienda di servizi elettrici, di forniture elettriche, di gas, che si tratti di servizi di qualsiasi tipo, io ti faccio pagare la multa al posto del call center di cui ti sei avvalso e che ha chiuso i battenti. Quindi questa regola della responsabilità solidale per noi è fondamentale, perché troppo spesso capita che call center fantasma poi chiudono i battenti e il cittadino rimane fregato e lo Stato non ha nessuno contro cui rivalersi. E quindi la volontà, come dicevo in audizione alle associazioni dei consumatori, è netta, quella di stroncare le gambe a queste pratiche abusive. E ho preso nota, responsabilità solidale, signori, e torneremo a parlare di questo perché è una problematica davvero, e soprattutto per le persone anziane, ti suona il telefono e quello cerca di venderti questa e quest'altra cosa, non va bene. Immaginiamo i nostri anziani, no? Soli a casa, magari spesso senza compagnia, hanno il telefono a portata di mano, suona il telefono, confidano che sia un nipote che li chiama, magari che li passa a trovare, e invece dall'altra parte della cornetta c'è un operatore di call center che opera in Albania e che al primo sì poi chiude la telefonata e registra un contratto a nome di questa anziana signora per vendere chissà cosa. No, non è accettabile. Attenzione che con la tecnologia, e non ce ne vuole mica poi tanta, si possono fare degli imbrogli paurosi. Io ringrazio veramente l'onorevole Andrea Barabotti della Lega. Buon lavoro Andrea, ci risentiamo. Grazie Sammy, grazie a tutti. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, ancora il buongiorno, buon mattino, un ospite via l'altro, ritorniamo alle belle tradizioni del venerdì con Chiara Soldani tra pochi istanti e poi arrivano i bacchettoni di informazione cattolica.it con Matteo Orlando. Avremo dopo le 11.30 il Focus Piemonte con un altro deputato, l'onorevole Alessandro Giglio Vigna, e poi bada bene a mezzogiorno c'è la musica indipendente con un ospite che ci è venuto a trovare dalla provincia di Pisa, Patrizia Carlotti, poi il John Travolta italiano, Lele Di Nero, e alle 12.40 Valentina Cassano, giovanissima, magica dal punto di vista musicale, ormai ne ha sfornati di singoli e l'ultimo uscito proprio in questi giorni per la giornata contro la violenza sulle donne si chiama Adesso grido forte. Ma intanto decine di WhatsApp al 340 67 09 659, grazie ai tantissimi che ci scrivono. E riguardo Delpini, l'arcivescovo di Milano, che oggi viene intervistato dal quotidiano Repubblica, ci ha fatto pure l'editoriale il nostro direttore Sallusti. Sammy, figurati se quello, tra virgolette, va tra quei delinquenti, e parliamo naturalmente del corvetto a Milano, è un cardinale, mica un cretino, ci scrive Luciana da Mugiò. Poi un WhatsApp audio sul cursore, sentiamo che dice. Carissimi tutti, è meglio che noi italiani ci diamo una bella svegliata e
Dobbiamo votare Lega perché è l'unico partito che fa paura ai poteri forti, È vero, è vero, ok? è E vero. Ci quindi vogliono far basta fuori. lamentarsi che non va bene questo e quello. Dobbiamo solo unirci tutti e votare Lega se vogliamo cambiare le cose, visto che Fratelli d'Italia e Forza Italia strizzano l'occhio ai poteri forti. Anna Maria da Vicenza. Un pochetto strizzano, è vero, ma credete a Tajani, quello cambia idea da un momento all'altro, scrive qualcun altro. Meno Tajani e più italiani. Peace and love. Peace and love a tutti quanti. Ancora, ancora, ancora. Sarò breve ed incompreso, ma il problema vero non è cosa deve fare Salvini o un qualunque Salvini di turno. Il problema vero sono gli italiani che preferiscono dare fiducia ai venditori di pentole, ai venditori di fumo rosso, piuttosto che a chi cerca di fare il loro bene. Signori, è tempo di Chiara Soldani. Ciao Chiara! Ciao Sammy, ben trovato e un saluto a tutti gli ascoltatori. Uè, ben ritrovata. Attenzione che quando c'è la Chiara Soldani dobbiamo mutare i social perché sennò ci bloccano, quindi potete È immaginare. vero, è vero. È vero, è vero. Censura garantita, Sammy. Esatto, 10 minuti proprio di quelli da ascoltare a tutto Sì. volume. Se il sociologo dice che il patriarcato c'è solo tra immigrati, se le banlieue parigine sono arrivate a Milano, se a scuola le famiglie dei bambini rifiutano le lezioni gender. Raccontaci tutto. Chiara Soldani. Sì, Sammy, giustamente si parla moltissimo di corvette e tra l'altro mi vengono in mente anche un po' di considerazioni che avevamo fatto in tempi non sospetti, quando parlavamo appunto delle banlieue francesi e soprattutto del disagio nelle nostre periferie. Temevamo quello che poi si sta palesando, si sta verificando, ovvero che la realtà e il modello disfunzionale ovviamente delle banlieue francesi venisse importato in un certo senso anche in Italia. Ovviamente non è una vicenda recente, nel senso che il disagio nelle nostre periferie, soprattutto nelle periferie delle grandi città, in questo caso ovviamente stiamo parlando di Milano, è una realtà radicata nel tempo, però questa esplosione appunto così palese e manifesta ci riporta evidentemente alla cronaca freschissima di quanto accaduto appunto domenica scorsa, quindi si stanno verificando appunto tutte queste guerriglie, ovviamente gli abitanti di queste realtà sono stufi perché dicono non siamo più padroni a casa nostra, e questi non sono degli slogan razzisti, è semplicemente l'insofferenza di chi vive in una realtà obiettivamente invivibile, impraticabile, soprattutto sul fronte sicurezza. Questa sera tra l'altro ho letto poco fa Lega Milano appunto ha annunciato questo flash mob alle ore 18, questo presidio appunto a Corvetto per quanto riguarda appunto la sicurezza e quello che sta accadendo. Lo sappiamo benissimo, insomma c'è stato questo speronamento in un certo senso, appunto questo posto di blocco che è stato eluso da questi due ragazzi in scooter, di cui uno appunto il 19enne egiziano Rami appunto è deceduto. Stiamo parlando comunque di ragazzi che guidavano senza patente, con precedenti penali. Ovviamente la morte di una persona è chiaro che umanamente dispiace, quindi nessuno sta minimizzando l'accaduto, però insomma te le vai anche a cercare talvolta le situazioni, e ovviamente questi pretesti per fare confusione, per non utilizzare evidentemente altri termini e soprattutto per creare scompiglio sono inammissibili, anche perché poi in queste manifestazioni per la morte di questo ragazzo ci sono state infiltrazioni di anarchici, centri sociali di sinistra, quindi ogni occasione buona per creare appunto disordine, e la realtà appunto delle periferie deve far riflettere. Abbiamo sempre parlato insomma di Milano, un po' questo doppiopesismo, questa doppia faccia, la parte appunto delle zone off limits per quanto riguarda il transito con le macchine, la città apparentemente perfetta, patinata, e poi insomma scoperchiando il vaso di Pandora si va a trovare invece la realtà, quella vera, delle persone che non riescono più a vivere nelle loro case. E quindi insomma attenzioneremo ulteriormente, si parla di un rafforzamento delle forze dell'ordine, è chiaro che poi il problema sta proprio alla radice, ovvero
a questi immigrati di prima o seconda generazione che hanno voluto importare in un certo senso il loro modus operandi, e i risultati sono questi. Per quanto riguarda poi le notizie sul fronte patriarcato, allora lunedì c'è stata appunto la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e ovviamente qui nessuno sta polemizzando, perché chi ha subito o subisce violenza deve sempre denunciare e ha tutta la massima empatia, rispetto e quant'altro. Sono le strumentalizzazioni che a noi non piacciono, e le parole del professor Ricolfi, che non è certamente riconducibile agli ambienti di destra, men che meno quelli leghisti, hanno fatto storcere il naso ai giornalisti, conduttori, ospiti di La 7, perché evidentemente la realtà fa male. Ricolfi ha detto: il patriarcato c'è solo tra immigrati, il patriarcato nella nostra società non esiste, anche perché lo sappiamo bene, insomma, il ruolo del padre in quanto pater famiglia è decisamente in crisi, anche suo malgrado, e sappiamo benissimo, insomma, tutte queste riflessioni sociologiche a cosa possono portare. Il patriarcato nella nostra società è presente quando si parla di evidentemente sacche minoritarie e di fortissimo disagio, e quindi questo chiaramente è vero, ma per quanto riguarda invece le realtà più radicate, parliamo appunto di enclave religiose, quindi insomma le famiglie musulmane. Il caso di Saman Abbas dovrebbe in teoria essere un esempio e dovrebbe non essere dimenticato anche dalla stampa mainstream, ma ovviamente non se ne parla perché è una faccenda estremamente scomoda. Bisogna lasciare gli ardori ideologici, dice appunto Luca Ricolfi, dei credenti del patriarcato, e la crisi, come dicevo appunto, del ruolo paterno sconfessa ulteriormente questa tesi del patriarcato in Italia. Chiaramente il caso Impagnatiello piuttosto che Turetta, stiamo parlando di persone che hanno dei seri problemi o patologie psichiatriche o disturbi del comportamento, quindi nulla a che vedere col patriarcato. Ovviamente nessuno potrà mai difenderli, io butterei la chiave, ecco, se proprio devo dirla tutta, quindi nessun tipo di pietà e di compassione nei confronti di queste persone, però insomma non strumentalizziamo e non andiamo a trovare ancora questa storia del patriarcato che è un po' come quella del razzismo, che assolutamente fa acqua da tutte le parti. E in ultimissima istanza la notizia appunto che proviene dagli Stati Uniti, che sono molto attivi sul fronte gender nelle scuole. Ci sono insomma delle novità interessanti che ci riportano appunto gli amici di Pro Vita e Famiglia. Un gruppo di famiglie ha fatto causa appunto per la presenza, questa propaganda continua del gender appunto nelle scuole, e alcune famiglie hanno vinto questa causa contro il distretto, il consiglio scolastico, alcuni insegnanti, proprio per violazione dei diritti civili e questa imposizione appunto di materiale riconducibile alla propaganda LGBT. Somministrazione tra l'altro di letture molto equivoche sulla transizione di genere, e addirittura anche la visione a bambini di 6-7 anni, quindi piccolissimi, di un video molto discutibile, Jacob's New Dress, che parla appunto della non imposizione del genere biologico nei bambini. Insomma, sono notizie interessanti che poi svilupperemo, anche perché ci sono delle novità che anche su leggifuoco.it approfondirò sul tema appunto dei bambini, Sammy. E cavolo, e chiama le novità. Questa è roba scoppiettante, notizie che non trovate da nessun'altra parte se non qui su Radio Libertà, e in questo caso avete sentito sul sito leggifuoco.it. Non è facile da trovare, ma fuoco c'è anche in versione cartacea. È vero, bisogna soltanto ordinarlo, che magari non è presente in quel momento in edicola, giusto Chiara? Assolutamente, Sammy. Poi insomma sul sito appunto leggifuoco.it ci sono tutte le iniziative del nostro editore, insomma c'è tanto materiale interessante, anche perché appunto queste sono le notizie che vengono solitamente silenziate, e grazie a te soprattutto ne parliamo ogni settimana invece. Ah, grazie a te, altro che Chiara Soldani. Chiara, come al solito un gigantesco grazie, un ben ritrovata, ma io aspetto il giorno bello, sarà quando ti ritroviamo qua in studio dal vivo, che è sempre più bello.
Capito, Chiara? Assolutamente. Vale anche per me, Sammy. Un abbraccione grande a te, un saluto e un ringraziamento a tutti quanti voi. Grazie, Chiara Soldani, leggifuoco.it. Attenzione, attenzione, cosa diciamo? Acerbizziamo, non c'è mica fretta, eccetera. Tra pochissimo arrivano i bacchettoni, sì, e li mandiamo in onda. C'è Matteo Orlando, cioè questi. Allora, la Chiara Soldani è bella tosta. I bacchettoni, che sono quelli di informazionecattolica.it, saranno pure bacchettoni, ma dicono di quelle robe che uno rimane veramente a bocca aperta. Ascoltare per credere, linea a Matteo Orlando. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà. Anche questa settimana vi presentiamo gli articoli, alcuni articoli che abbiamo pubblicato sul nostro portale informazionecattolica.it. Cominciamo da l'editoriale che abbiamo pubblicato stamattina a cura di Davide Romano dal titolo Storia di una amnesia collettiva. Ci ricorda Romano che la nostra avventura coloniale, iniziata in sordina e finita in tragedia, ha lasciato cicatrici che ancora bruciano, anche se facciamo finta di non vederle, e i numeri ci dicono che l'Italia controllava territori per quasi 1,5 milioni di chilometri quadrati, tra Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia. Il nostro posto al sole era stato conquistato con armi chimiche e violenza che ci piace tanto dimenticare. E oggi, sottolinea Romano, ci stracciamo le vesti per le invasioni del Mare Nostrum, le invasioni che arrivano dal Mare Nostrum. Ecco, in un altro articolo di oggi, Angelica La Rosa ci parla della missione UNIFIL in Libano in un articolo dal titolo L'UNIFIL e le violenze di Hezbollah, e in particolare si ricorda che dalla prima mattinata del 27 di novembre è scattata la tregua, 2 mesi di tregua tra Israele e Libano che si fa garante per Hezbollah, ma in realtà già ieri sera c'è stata la prima violazione di questo cessate il fuoco. Speriamo che non ci siano altre violazioni e continui. Questi 60 giorni arriveranno, si concluderanno il 27 gennaio e quindi poi si dovrà fare i conti con Donald Trump alla Casa Bianca, perché a quella data si sarà già insediato. Quindi speriamo che questa tregua continui. Nell'articolo pubblicato stamane noi abbiamo parlato di questa missione dell'UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon, e come sapete a guida italiana. Adesso vi presentiamo sempre un altro articolo pubblicato stamattina di un altro tenore. Lo abbiamo intitolato Il PD teme Giovanni Fraiese. Giovanni Fraiese è il professor Giovanni Fraiese, l'endocrinologo, che è stato nominato consulente della commissione d'inchiesta parlamentare Covid per conto della Lega. È stato scelto da un senatore della Lega, il senatore Claudio Borghi, e subito sono arrivate le critiche da parte del PD. Il motivo è presto detto, perché il professor Fraiese, che è docente presso l'Università di Roma Foro Italico, è un ricercatore e autore di numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali, quindi un uomo di grandissima cultura, un uomo che dal primo giorno ha cominciato a parlare in maniera veritiera su quello che erano i cosiddetti vaccini, sulla campagna vaccinale, soprattutto quella rivolta verso i bambini o i ragazzini, per i quali non ce n'era assolutamente bisogno. Ha sottolineato vari rischi, sempre basandosi su documenti scientifici, e oggi invece la sua nomina è stata accolta con polemiche inutili, sottolineiamo noi. Basta citare per esempio le affermazioni scandalose, queste sì, di un
un senatore, il capo dei senatori del PD, che lo ha definito addirittura come una sorta di stregone, Francesco Boccia. No? Fanno i piccoli Trump, ma qui ormai siamo alla stregoneria. Questo è quello che ha dichiarato Boccia all'Huffington Post, pensate. Huffington Post che ha pubblicato anche un articolo in merito abbastanza indecente. Invece noi diamo solidarietà come testata, come abbiamo sempre fatto il professor Giovanni Fraiese, e alla battaglia per la verità, perché ci piacerebbe sapere come sono stati spesi i soldi degli italiani, prima di tutto, cosa hanno causato i vaccini alla salute degli italiani, a migliaia e migliaia di italiani. A proposito di violenza, perché quella del periodo pandemico è stata violenza contro gli italiani, a proposito di violenza, però da un altro punto di vista, è da leggere, ve lo consigliamo vivamente, l'articolo di Antonella Paniccia che abbiamo pubblicato dal titolo La violenza non ha sesso. E la professoressa Paniccia ci ricorda una cosa molto, molto importante. La violenza non ha genere, non ha sesso, ha solo l'identica matrice diabolica, lo stesso intento deleterio di demolire la famiglia, di scardinare gli affetti, le relazioni parentali autentiche, di annientare l'amore per le tradizioni. Si è iniziato tanti anni fa con il divorzio, poi con l'aborto, ora sono state sdoganate l'eutanasia, l'ideologia gender e la maternità surrogata, perché dire utero in affitto suona troppo dicevole, e i giovani quindi sono il frutto deteriorato di queste false conquiste spacciate per diritti umani. E sappiamo che tutti questi fattori generano la violenza. E andate a leggervi l'articolo perché è veramente interessante. Poi, carissimo Semmi, carissimi telespettatori e ascoltatori di Radio Libertà, vogliamo ritornare su quello che è accaduto presso l'Università Statale di Milano, un fatto veramente incredibile che ha mostrato, come abbiamo intitolato, l'ennesima violenza degli abortisti, perché gruppi di estrema sinistra e di studenti abortisti, nonostante la presenza della Digos, hanno bloccato un incontro pro vita tra bestemmie, volgarità e slogan qualunquisti. Tutto è accaduto nella sede dell'Università Statale di Via Celonia a Milano, dove c'era in corso un convegno dal titolo Accogliere la vita, storie di libere scelte, organizzato da Obiettivo Studenti, che è un'associazione di studenti vicina a Comunione e Liberazione, e l'incontro purtroppo è stato sabotato con varie presenze di studenti indipendenti, quelli dell'UDU, di Rebelot, di Cambiare Rotta e altre sigle che hanno danneggiato pesantemente questa iniziativa fino a farla sospendere. Si sono intrufolati nella sala dove si stava svolgendo pacificamente l'attività e hanno cominciato a urlare, addirittura hanno versato acqua addosso a uno dei partecipanti e dopo 30 minuti tutti sono stati costretti ad abbandonare l'aula, più di 300 tra studenti e studentesse che durante questa aggressione verbale e anche parzialmente fisica sono rimasti dignitosamente in silenzio in attesa di poter continuare il loro intervento e di seguire quello che volevano seguire, e invece questi fascisti di sinistra hanno fatto bloccare l'iniziativa. Ecco, un altro articolo ancora, carissimo Semmi, che vogliamo presentarvi oggi è quello che riguarda sempre l'aborto, ma è accaduto in Francia e ha del clamoroso e può interessare anche voi come testata informativa. Sostanzialmente, il canale televisivo C-News, canale francese, è stato multato con 100.000 euro di multa perché durante una trasmissione addirittura del febbraio scorso, mentre questa, tra virgolette, sentenza è arrivata pochi giorni fa, il presentatore, Aymeric Pourbois, durante il programma cattolico che presenta la domenica, ha mostrato una infografica sulle cause di morte nel mondo, classificando l'aborto come la causa principale, visto che causa nel mondo
73 milioni di morti all'anno, e vale a dire il 52% del totale dei decessi, molto più, diciamo, dei morti dovuti al cancro, che sono 10 milioni all'anno nel mondo, o al fumo, 6 milioni circa. Dopo quell'affermazione, in Francia si è scatenato un putiferio e, per farla breve, diciamo, la problematica è arrivata sul tavolo della commissione che si occupa di media, che è l'autorità francese di regolamentazione dei media, l'ARCOM, e ha inflitto questa multa al canale CNews. Guarda caso, CNews insieme con C8 sono due canali di Vincent Bolloré, che è un cattolico, un editore cattolico francese che guida questi due canali. Sono gli unici due canali, guarda caso, ripeto, che hanno subito sanzioni economiche in Francia, nella Francia della legalité, fraternité, liberté, no? La Francia che sta diventando sempre più un regime sotto Macron. Allora, carissimo Semmi, per questa settimana abbiamo concluso con pochi articoli rispetto al totale di tutti quelli che ogni giorno offriamo, perché noi pubblichiamo su Informazione Cattolica 7 articoli al giorno, qualcuno anche sull'altro nostro sito che si chiama lafedequotidiana.it. Quindi vi invitiamo a visitare questi due siti, www.informazionecattolica.it e www.lafedequotidiana.it, ringraziando te e gli ascoltatori per lo spazio che ci concedete e per averci seguito anche nelle settimane passate con grande interesse. Vi diamo di nuovo la linea, diamo la linea allo studio e vi ringraziamo veramente di cuore per questo spazio democratico che garantite su Radio Libertà. Un carissimo saluto a tutti i radioresistenti di Radio Libertà. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche, buongiorno cari amici, ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Questa mattina voglio parlarvi di una cosa straordinaria, di un momento particolare, di un momento importante per la nostra Italia. Se amiamo l'Italia dobbiamo amare anche i suoi prodotti, i suoi figli, che alla fine sono i suoi frutti. Siamo in piena raccolta delle olive, stiamo producendo l'olio nuovo, qualcosa di straordinario, la produzione quest'anno è un po' migliore dell'anno scorso, anche il frutto si presenta bene. Quindi a tutti coloro che ci conoscono già, a tutti coloro che vogliono provare l'olio extravergine di oliva Acerbis, la grande offerta è di ricevere 6 bottiglie di olio Acerbis da 1 litro direttamente a casa vostra, chiaramente estrazione a freddo, chiaramente 100% italiano di olive italiane. 6 bottiglie da 1 litro di olio Acerbis a casa vostra, parlo dell'olio novello, 84 euro. Il trasporto è gratuito, chiamate 030 68 44 08 o visitate olioacerbis.com. Grazie. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio.
Guarda che io mi informo. Se un artista passa sulle grandi radio, non passa da noi e viceversa. Se non passa sulle grandi radio, passa da noi. Questa è Emma Nolde, signori. Sconosciuta abbastanza, ma non troppo, nel senso che è seguitissima sui social. Tutto scorre, si intitola la sua nuova canzone e il suo nuovo album, uscito proprio in questi giorni anche in vinile tutto bianco, bellissimo. Cantautrice, produttrice, polistrumentista toscana, a 24 anni è già uno dei talenti più cristallini e intriganti del nuovo panorama italiano. Questa sera Emma Nolde suonerà al The Cage di Livorno, il 7 dicembre a Pistoia e il 13 dicembre sarà a Milano. Da tenere d'occhio, anzi d'orecchio. 11.45 mi scrive adesso il deputato Giglio Vigna che alle 11.50 ci sarà, quindi lo chiamiamo alle 11.50 per il Focus Piemonte. E adesso Sammy Varin vi legge un po' di messaggi perché ci avete irrorato di meditazioni sugli argomenti del giorno, quelli che abbiamo lanciato in rassegna stampa. Io sono in onda anche dalle 7.30 alle 9.30. Se vi siete persi i titoli migliori e peggiori del giorno, sul sito radiolibertà.net trovate il podcast e poi questa sera va in replica. Da Bossi a Salvini, partiti per la secessione, finiti ad avere come priorità il ponte di Messina, continuo a simpatizzare per la Lega ma votare Salvini anche no. Ma caro Mirko, ma te l'ho detto, Salvini porta avanti le idee della Lega, le idee della Lega sono le idee della Lega, quindi smettere di votare Lega e da deficienti dal verbo latino deponente deficior, mancare di qualche cosa, ok? Intelligenza o intelligenza politica. Poi è chiaro, chi vivrà vedrà, vedremo quale sarà il prossimo condottiero della Lega, se ancora Salvini o qualcun altro. Chiaro che chi si ferma e non vota più, chi prende lo spadone di Alberto da Giussano e lo depone a terra, è un codardo a mio parere, signori. WhatsApp 340 6709 659. Intanto ci vediamo domani, chiaramente ci sarò anch'io a Varese, silenzioso, ma vedrete la pelata che entrerà nella sezione della Lega di Piazza Podestà, perché domani i militanti della Lega votano per i delegati, quelli che a loro volta voteranno per il prossimo, staremo a vedere chi sarà segretario della Lega Lombarda. Per calmare un po' l'arroganza, quei scalmanati, sarebbe utile fare un po' di naia. Ci scrive Clara. Oh, cara Clara, sta parlando naturalmente degli amici figli del barcone e della barchetta del quartiere milanese che è ancora sotto la lente dei mass media, e ricordiamo che domani sera c'è una manifestazione degli antirazzisti, non so perché, ma ho paura. Per la criminalità bisogna dare l'arma di cittadinanza, eliminare qualunque limite alla difesa che è sempre legittima e mai eccessive. Mi entri in casa, sai che non esci intero. Beh, questo è vero, ce lo scrive Matteo. L'arma della cittadinanza è interessante nel senso che la togliamo, la cittadinanza italiana, a chi si macchia di gravissimi reati, ed è proprio una proposta della Lega. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Vedi Sammy, in un mondo normale faccio fare la manifestazione antirazzista, li arresto tutti e li deposito in mezzo alla foresta amazzonica. Mauro Diseo, razzista ma in senso buono, assolutamente sì. Ancora WhatsApp, Landini, Egisto coglione sinistro, non scherzare Landini, che ci ha pensato già il quotidiano Libero quest'oggi. Vieni avanti Landini, un titolo memorabile, veramente. Walter, non leggo il tuo WhatsApp, lo censuro amaramente. Buongiorno, ieri sera da Del Debbio un ragazzo del Corvetto ha detto che si faranno giustizia da soli. E attenzione, c'è anche questo problemino, lo diciamo sommessamente, perché la Lega odia i terroni, come ben sapete, ma in quel quartiere Corvetto prima c'erano esclusivamente meridionali, che poi
si sono guadagnati il pane e si sono guadagnati soprattutto la cittadinanza milanese. Non c'è alcuna differenza tra noi e chi è arrivato da tanto lontano e sta lavorando onestamente. Non tutti lavorano onestamente, ma questi però si fanno rispettare. Già, a nostra differenza, loro si fanno rispettare, come al sud si fanno rispettare. E certa gentaglia queste cose non le fa al sud e in altre zone dove ci sono i meridionali che si fanno rispettare. Chi ha orecchie per intendere intenda, chi non ce le ha, chi non ce le ha può sentire questi 2 messaggi audio. Tira sul cursore, vediamo cosa dice questo. Ciao Sammy, Ciao. io ho sempre votato la Lega, sempre la voterò, però meno male. Salvini, al quale non posso imputare dei grandi sbagli, l'unica cosa che dovrebbe fare è essere un po' più aggressivo. La Meloni ha preso i voti perché non ha perdonato nessuno, li ha legnati tutti. E peace and love mi sa tanto da... siamo diventati come i mormoni, dammi uno schiaffo che ti porgo l'altra guancia. Io sono d'accordo sul peace and love assolutamente. Intanto Salvini, lo sapete, il 20 di dicembre rischia di andare in galera, non scherziamo, per aver difeso questo paese. Buongiorno Sammy, figli ad Ambrogio che si lamenta della tua rassegna stampa, di andare a tutti i funerali, così digli ad Ambrogio. Buongiorno Sammy, digli ad Ambrogio che si lamenta della tua rassegna stampa di andare a tutti i funerali, magari si diverte di più. Tocchiamoci tutti quanti. No, ascolta, la mia rassegna stampa è lamentati Ambrogio, lamentati pure che va bene. Ciao Sammy, per i Maranza solo pugno di ferro. Ma quale inclusione, ma quale comprensione? Questi non vogliono integrarsi, ma comandare loro con la violenza, vivendo nella completa e assoluta illegalità. Perciò, se non si possono espellere, si deve usare solo severità, fregandosene dei buonisti, ben pensanti, di tutta quella schiera sinistroide, veri responsabili di tutto questo. Luigi da Treviso parlò, è tempo di Focus Piemonte. Qui Parlamento. Montagne. Va ora in onda Focus Piemonte. Piemonte. Chi passa in front sta via città. Ogni giorno ci colleghiamo con un diverso paese, nazione, chiamatela come volete, per noi sono nazioni diverse, le regioni sono nazioni. E adesso andiamo in Piemonte, diamo il buongiorno al deputato della Lega, onorevole Alessandro Giglio Vigna. Ciao! Buongiorno Sammy e buongiorno ai vostri radioascoltatori. È Grazie. sempre un piacere sentire Gipo Farassino, che oltre a essere famoso cantautore fu anche primo segretario nazionale della Lega Piemonte. Ah, ricordi incredibili ragazzi, stavo proprio parlando adesso che ricominciamo anche con i congressi eccetera, e ragazzi, l'anima della Lega, mi raccomando, facciamoci avanti con le nostre battaglie storiche, portiamo avanti il nostro DNA, salviamo le nostre terre, partendo certamente dagli appuntamenti targati Lega, che in queste settimane sono appuntamenti mangerecci, perché sono per trovarci e farci gli auguri di Natale e magari parlare appunto della buona politica sul territorio. E allora, Giglio Vigna, tu sei anche responsabile organizzativo della Lega Canavese, oltre che presidente della Commissione Politica Europee, e poi magari ci dice anche una battuta su questa nuova Europa dove ci porta. Prima però le cose importanti: dove ci troviamo a mangiare prossimamente, il prossimo evento targato Lega con i piedi sotto il tavolo? Allora, guarda, noi in Piemonte stiamo organizzando, io vi parlo da segretario responsabile organizzativo della Lega Piemonte, quindi vi dico che stiamo organizzando cene di Natale, cene, pranzi, aperitivi di Natale in tutte le province del Piemonte, e anche qualche sezione la sta organizzando sotto forma di aperitivi, di pranzi e via dicendo. Quindi nelle 9 province
Lega del Piemonte, perché sai che c'è anche il Canavese che fa provincia, la mia provincia. Nelle 9 province organizzate sul territorio piemontese ci saranno 9 cene o pranzi provinciali, appuntamenti importanti, appuntamenti politici, ma io voglio sottolineare che la Lega non è solo un partito politico, la Lega è prima di tutto una comunità di militanti, ed è giusto che come comunità di militanti, come famiglia, come gruppo di amici, come persone che tutto l'anno si impegnano sul territorio, amministrazioni, consiglieri comunali, manifesti, volantinaggi, al caldo dell'estate, al freddo dell'inverno, sulle valli, nella nostra grande città, nella nostra Torino, nella nostra capitale, nei nostri capoluoghi, è giusto che questa magnifica comunità militante, queste persone che hanno scelto di tesserarsi come militanti, anche come sostenitori, amici, le cene della Lega sono ovviamente aperte a tutti, si ritrovino per scambiarsi gli auguri per un santo Natale, e questo è una tradizione che la Lega porta avanti. In molte nostre sedi stanno anche allestendo gli alberelli di Natale. Nella sede di Ivrea da qui a pochi giorni allestiremo l'albero di Natale. Ci sarà qui in Canavese in particolare, la cena sarà il 6 di dicembre in quel di Verolengo, quindi siamo nella pianura canavesana, perché il mio Canavese non è solamente Ivrea, non è solamente valli, è anche pianura canavesana, una zona ad alta propensione rurale. Siamo vicini a il grande fiume Po. Si mangerà ovviamente tipico canavesano, tipico piemontese, ma anche tutte le altre province del Piemonte, e vi invito ad andare a cercare le varie date nei vari Facebook, nei vari siti di riferimento. Vi invito ovviamente, se siete militanti, se siete sostenitori, se siete dei cittadini e conoscete qualcuno della Lega e volete nelle vostre città, nei vostri paesi, volete partecipare alle varie cene della Lega, chiamate il vostro segretario di sezione, chiamate il segretario provinciale, il segretario organizzativo provinciale, insomma chiamate un militante qualsiasi della Lega sul territorio piemontese e vi girerà la locandina e l'invito per le varie cene. Quindi fanno la cena nelle montagne gli amici del Verbano Cusiossola, fanno la cena gli amici di Vercelli, fa la cena la provincia di Biella, ovviamente la Lega di Torino, ovviamente la Lega di Cuneo, poi Alessandria, che è la patria del nostro segretario regionale Riccardo Molinari, Asti, Novara e ovviamente anche il mio Canavese, che è la 9ª provincia per la Lega, è sempre stata segreteria provinciale autonoma, e quindi abbiamo perpetuato anche, diciamo, questo modus operandi. Per noi è un modo di trovarci, la grande comunità militante della Lega piemontese che combatte H24, 7 su 7, 365 giorni all'anno, al caldo, al freddo, sotto i gazebo, nelle manifestazioni, nei consigli comunali, si trova per festeggiare il Santo Natale, ed è una tradizione bellissima a cui noi teniamo tantissimo. Sì. Ogni cena non ha meno di 100-150 partecipanti. Orca ragazzi, sentito belle notizie, cercate anche su Facebook Lega Piemonte, salta fuori tutto quanto. Abbiamo 2 minuti, siamo di frettissima, ma Alessandro Gigliovigna, una battuta su questa nuova Europa che tira un po' più a destra, anche se la Lega alla fine non ha votato la von der Leyen, lo diciamo, ma che Europa ci aspetta? Sei ottimista, Alessandro? Io quando si parla di Europa è sempre un po' difficile essere ottimisti. Non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma l'ultima commissione von der Leyen, gli ultimi 5 anni hanno visto una percentuale fra direttive e regolamenti, 75% direttive, 15% regolamenti.
Non entro nel tecnico, dico solo i regolamenti sono prodotti a Bruxelles e si applicano immediatamente nelle legislazioni dei paesi. Le direttive possono essere modificate dai governi e dai parlamenti dei paesi, degli Stati membri. Quindi l'Italia può modificare una direttiva, ma non può modificare un regolamento, e i regolamenti vanno a incidere anche su quelle che sono le leggi regionali, perché la legge di Bruxelles vince anche, diciamo, sulle più potente, per usare un termine comprensibile a tutti, anche sulla legge regionale, e quindi essere ottimisti con una commissione guidata dalla signora Ursula von der Leyen non è proprio come dire facile. Detto questo, è vero che c'è un po' più di centrodestra, è vero che ci sono un po' più rappresentanti di partiti con cui è fattibile dialogare, è fattibile lavorare. La Lega c'è su questi temi, abbiamo la nostra pattuglia in Europarlamento, tutte persone preparatissime, tutte persone super sul pezzo sui loro temi, che sono comunque pronte a dare battaglia, sono comunque pronte a essere anche propositive. Poi ci siamo noi a Roma, ci sono io alla guida della Commissione Politiche dell'Unione Europea, con gli altri parlamentari, il capogruppo in Commissione Stefano Candiani, al Senato la senatrice Murelli. Insomma, anche a Roma ci sono parlamentari che si occupano di politiche dell'Unione Europea. Siamo pronti anche dal Parlamento nazionale, anche dai due rami del Parlamento nazionale, siamo pronti a dare battaglia, a vedere se c'è possibilità che ci ascoltino, a proporre, perché mai dare battaglia senza dare una contro proposta che sia razionale, che sia fattibile. Quindi noi ci siamo. Essere ottimisti è difficile, però siamo pronti e il lavoro non ci spaventa, sia politico che tecnico. Anche a noi ci siamo, pure noi siamo pronti a farvi da altoparlante. Grazie al deputato della Lega, responsabile organizzativo Lega Canavese e presidente della Commissione Piemonte. Perdonami, sì, Piemonte, presidente Commissione Politiche Europee, ma soprattutto grande amico di Radio Libertà. Alessandro Gigliovigna, sempre un piacere, ci ritroviamo molto presto. Grazie Sammy, un abbraccio a tutti i vostri radioascoltatori, viva Radio Libertà. Qui Parlamento. Avete ascoltato Potere al Popolo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. 창이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. 아파트 kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you got
that. I put it, put it, 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 It's whatever, it's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, free, party all night. Come back, go, what's up? Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the put it, put it, I 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 put it, put it, Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Just meet me at just meet me at the just meet me at the Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda musica indipendente. E vai, io lo so che siete lì che mi aspettate la vostra iniezione settimanale di musica indipendente, gli artisti che non esistono sulle altre radio perché non pagano, proprio così. Eppure pure qui entrano e si stabiliscono anche molto spesso, stanno qua, ritornano avanti, indietro, eccetera. Perché? Perché sono di casa, perché da noi è bello fare squadra ascoltando la buona musica e quella che si canta ancora come facevano i nostri genitori, i nostri nonni, musica italiana, senza strani fronzoli, effetti musicali, eccetera. Il bello della musica indipendente che poi trovate su internet facilmente, basta scrivere il nome e cognome dell'artista o sugli store digitali. E il bello della musica indipendente di cui trovate anche a volte il CD o la chiavetta, e tra poco vi mostrerò, ragazzi, una produzione splendida di un artista che abbiamo qua in studio dalla provincia di Pisa. Ci è venuta a trovare, è qui con noi Patrizia Carlotti. Vieni qua, guardala lì. Tira sul microfono, eccolo lì. Non mi sentivo in cuffia. Patrizia Carlotti. Ciao a tutti, ciao Sammy. Calcinaia? Sei nata Sono a Calcinaia? nata a Calcinaia, che è in provincia di Pisa, però adesso vivo a Pontedera. Capito? È tutta un'altra cosa. Uno dice, no, beh,
per noi che non conosciamo la zona, non sa, Pontedera, certo, un vespista come il sottoscritto, è chiaro che per me è una cosa bellissima, Pontedera, famosissima, dove è nata la Piaggio, la Vespa. Di fianco a me, alla mia destra, quindi ancora più richiesto in questo senso, altro volto che comincia a essere noto mica male, devo dire, oltre che essere il tuo accompagnatore in tutto e per tutto, marito nella vita, ma anche professionalmente, insomma, state facendo una bella squadra. Lui è uno youtuber che comincia a essere molto conosciuto grazie a diverse interviste, insomma, a personaggi di spessore come Massimo Citro, Malanga, il professor Malanga, capito? Malanga, ancora un po' e deve uscire altri. Con la scorta da Bellerio. Sì! Mario Lorenzini, ciao Mario! Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno un corno, perché oggi tra uno sciopero e l'altro, pure i post che di nuovo non funzionano, e Landini, e viene avanti Landini, mamma mia, c'è un'atmosfera, per fortuna che siete arrivati voi, veramente. Patrizia Carlotti, Sì. Cosa stai per dire? Cosa volevi dire? Cosa volevi aggiungere? Chiedimi te, io non so da dove rifarmi. E allora, zitti tutti, ascoltiamo la prima canzone che ci ha riservato Patrizia Carlotti, perché è appena uscita Patrizia con un album bellissimo, ma in versione fisica piccolissimo. Davide, non ce la farai mai a inquadrarlo, ma prova, stringi, zoom. Ragazzi, c'ho in mano questo bellissimo CD, che non è un CD ma è una chiavetta splendida che abbiamo fatto noi. Helios si chiama. Senti, questo veramente è il regalo più bello che ho ricevuto negli ultimi mesi, perché nessuno mi regala cose così belle, ma porco d'un cane. È tutta ora sulle piattaforme, non ha più quel bel gusto, quel senso di una volta. È tutto finto, chiaro, ci vuole anche la versione internet, però ragazzi poi vi diremo come avere, questo è uno splendido regalo di Natale, l'album di Patrizia Carlotti in versione chiavetta, ma una chiavetta che ha la forma di un 33 giri, capito? Cioè, è una roba che ma mi piace tantissimo, mi viene voglia anche di mangiarlo, ma non si può mangiare. Signori, lanciamo subito il pezzo Un grido d'amore. Perché hai scelto questa canzone in apertura? Sì, allora, Un grido d'amore ha vinto un concorso a livello, diciamo, regionale, Don Arti, staccato Don Arti, Livorno, ed è appunto un concorso sulla donazione principalmente del sangue, degli organi. È molto, molto importante proprio diffondere questi messaggi, no? Cioè, capite donazione. che questi artisti indipendenti ci mettono l'anima per cercare di trasmettere il loro messaggio, e lo fanno anche facendo tanta solidarietà, solo che non fanno notizia, signori, sui giornaloni, è chiaro, perché non hanno milioni di follower, perché non fanno cazzate alla Fedez, capisci? Signori, Patrizia Carlotti, ascoltiamo insieme Un grido d'amore. Meno male, fa piacere che... Un grido d'amore nasce in me e vive ogni giorno, perduto nel freddo dove c'è illusa esistenza. Questo dono è per te. Sì, bravo! Trovato rifugio dove c'è, in questa fitta nebbia, restarti vicino, lo so già, rischiara la tristezza, come sale la foschia di questa vita mia. Sì, anche La nostra vita è un film, protagonisti noi due, guance rigate dal sale, minuscole gocce che non fanno male, non si nasconde il sole, luce che irrompe in me, ti prendo, vola con me,
paura spenta perché si accende adesso il coraggio. Stringiamoci forte, dai, comincia il viaggio che ci porta via da un mondo di ipocrisia. Un dono d'amore qui per te, su pagine immacolate, silenzio assordante, tace ormai, leggendo poi domani, sussurrando all'anima. Parole di fuoco sento già, avvolgeranno il mondo. La musica scende su di noi e danza sul tappeto che ho steso sotto lei. Stringiamoci. La nostra vita è un film, protagonisti noi due, guance rigate dal sale, minuscole gocce che non fanno male, non si nasconde il sole, luce che irrompe in me, ti prendo vola con me. Questi nuovi sconosciuti, nuovi mica tanto, perché attenzione, qui parliamo di persone che sono nate in mezzo alla musica, come Patrizia Carlotti, dalla provincia di Pisa, cantautrice ma figlia d'arte, cresciuta in mezzo alla musica, grazie a tuo padre che ha fatto un grande successo in Toscana, in un gruppo, come si chiamava il suo gruppo? Il gruppo si chiamava Luana e gli Harlem e mio babbo era la voce, il trombettista, insomma i fiati e voce, presentatore, insomma poi faceva sempre battute, era un mito. E un quindi mito. se ci seguite dalla Toscana avete un papà, una mamma che andava a ballare nelle balere, di sicuro avete ascoltato anche lui. E tu da giovanissima praticamente ogni tanto lo seguivi sul palco. Ogni spesso. Eravamo perennemente con lui, e spesso prendevi in mano il microfono e iniziavi Sì. pure a cantare. Ma per me era un gioco, i bambini poi prendono tutto molto spontaneamente, quindi per me era un gioco, mi divertivo. Poi a 14-15 anni iniziò a essere molto di più di un gioco. Quindi iniziai a fare concorsi, a studiare seriamente pianoforte, insomma musica. Poi però purtroppo la vita è stata molto dura nei miei confronti. Che cos'è successo a Patrizia Carlotti? È successo che, a parte io sono nata con un glaucoma congenito, però diciamo che con la cura tenevamo molto sotto controllo. È successo che poi, vabbè, la faccio corta perché sennò ci vorrebbe un intero giorno. Dopo la morte del mio primo marito, che ha avuto un tumore molto fulmineo come Giovannino Agnelli al peritoneo, questo glaucoma ha iniziato a essere incontrollato, proprio non si teneva più, né con i colliri, niente, cioè proprio ero arrivata a prendere 6 colliri al giorno, insomma una roba assurda. Tanti interventi, ma non c'è stato niente da fare, ho perso la vista dopo la morte di Emanuele, così si chiamava mio marito e il padre di mia C'è figlia. stato un Sì. cocktail Sì, negativo esatto. nella tua vita che Evidentemente ho un karma pesante. ma attenzione che qui stiamo parlando anche in una radio ascoltata da tantissime Sì, persone dovrei scrivere un libro in effetti. che probabilmente si ritrovano anche in questa cosa, che sono guai della vita, Diciamo che te la cambiano, te la stravolgono, perdere la Purtroppo vista. sì, Quando purtroppo prima sì. ce l'avevi, capisci? Esatto. Molti vi conosco, ascoltatori, molti di voi hanno avuto e hanno
questo problema che ti cambia completamente, si Sì, è cerca... stata lenta la cosa, però purtroppo... Certo, ma poi alla fine devi cercare un appiglio, devi cercare un qualcosa che ti dia forza e tu, Patrizia, l'hai trovata nella musica È questo sempre stata qualcosa. la mia forza, la musica, sempre, anche se c'è stata una lunga interruzione, perché io da sempre canto, da sempre scrivo. Io ho fatto anche concorsi importanti quando ero adolescente, ho fatto Cercatela intanto su internet, sì, è Patrizia allora Carlotti, cos'è che bisogna scrivere? Patrizia Carlotti. Patrizia Carlotti Official, oppure ho il sito www.patriziaonmusic.it. Non ho Instagram perché io non adoro particolarmente i social, Boh, però neanche noi, però ci dobbiamo sguazzare perché sennò... purtroppo sì, Ferma lì, però lanciamo un altro pezzo. Quale scegli? Notti d'incanto, Io Diamante, io l'universo parallelo, farei Mito con te? Io Diamante perché mi rappresenta. Io Diamante. Perché Diamante? Perché? Perché ognuno di noi è un diamante, ognuno Ah, di noi deve cercare chi è vero. veramente e se riesce a trovarsi è quel diamante che splende per un'altra persona, per il prossimo insomma, no, Niente male, mi sento un okay? po' splendente anch'io, devo dire. Signori, Patrizia Carlotti, Io Diamante. Io voglio evolvere, sai, voglio conoscere il mondo. Ho sempre fame ogni giorno che passa di giustizia e verità. Questo bisogno di averti, sentirmi amata da te. Questo mio buio che si dissolve è grande prova per me. Posso vedere col senso di grande fragilità. Non voglio essere un niente profondo di nessuna utilità. Sono strumento d'amore, mi insegni la strada che va verso orizzonti immaginari di questa arcana realtà. Dimmi che cos'è questo mio bisogno. Io diamante vorrei comprendere perché i nostri occhi in ombra non vedranno mai sorgere l'alba, anche se il sole è dentro noi, e noi voleremo come i gabbiani liberi nel cielo, un nuovo universale amore. Il tempo vola via, ma dov'è? A cosa serve il talento se non si impara a volare? Fammi comprendere, non posso attendere, l'amore asciugherà. Lacrime di sofferenza, istanti del senno di poi. Non voglio perdermi, non voglio arrendermi, sprecando il tempo che va via. Dimmi che cos'è questo mio bisogno. Io diamante vorrei comprendere perché i nostri occhi in ombra. Capite come
come siamo tornati al bel canto italiano. Qualcuno mi scriva probabilmente chi vi ricorda, perché noi siamo sempre andiamo, voi che ci intendiamo di musica, pensiamo a una voce che ricorda qualcuno. Vi ricorda qualcuno la voce di Patrizia Carlotti? Questa era Io Diamante, è un pezzo da riascoltare, lo trovate su YouTube, scrivete Patrizia Carlotti, Io Diamante, ma c'è un intero album da scoprire, un album che incanala la vita degli ultimi decenni di Patrizia Carlotti, quello che ha passato, ma attenzione, la sua vita, ma anche la vostra vita, con tante sofferenze che purtroppo si vivono quando si è su questo pianeta, e il riscatto musicale proprio che c'è in ogni traccia di questo album. Il tuo riscatto è un po' anche il nostro, ma soprattutto in questo caso è un riscatto d'orecchio, perché sentiamo finalmente cantare bene senza utilizzare strani giochettini alla voce, eccetera. Cioè, te l'avranno fatto notare, perché adesso i giovani devono modificare la voce, devono fare giochini vari. Non facciano i cantanti. Qui non sono non cantanti. facciano i cantanti. Non sono Sai cantanti. che c'è? Che la gente oggi deve farsi vedere in tutti i modi, e questo è il problema, capito? L'importante è essere protagonisti. Cosa invece... che io invece proprio, cioè io quello che tengo è proprio ai messaggi che lancio, non tanto al canto, è proprio a quello che scrivo, ci tengo particolarmente. Che poi è sì la mia vita, ma è la mia vita perché ho scoperto proprio un valore dentro la spiritualità. Bello. A me piace tanto appunto la musica di Franco Battiato. Cavolo, e quindi... Però quello che scrivo io è molto più semplice, ma è sempre una ricerca del mio sé, del mio mondo interiore, quindi è una scrittura incentrata nella scienza dello spirito, insomma, no? Capite ragazzi, musica per arrivare ancora ad emozionare, Sì, no. risvegliare le coscienze. Sì. Ma chi le dice più queste cose? Ma che sveglia vi danno gli artisti di quest'oggi? Segnate giù Patrizia Carlotti. Tra poco mandiamo l'ultima canzone, però prima giustamente anche ricordiamo il Mario Lorenzini che ti dà una mano nella vita quotidiana e anche in questo progetto diciamo musicale. Che siamo una forza. È minimo. Siamo una forza. E ricordiamo, a proposito di forza, Mario, ricorda dove ti possono trovare, perché qui allora tra Novax, gomblottisti vari, eccetera, quando nomini determinate cose, a parte che ci bloccano su YouTube, ma quello non c'è problema, è quotidiano, però Mario Lorenzini è un comunicatore anche su questi fronti. Vogliamo ricordare che cosa comunichi e dove, visto che c'è qualcuno interessato tra i nostri ascoltatori? Allora, il mio sito principale è il mio nome, quindi mariolorenzini.it, www.mariolorenzini.it, oppure su YouTube cercate Mario Lorenzini interviste, su Telegram Mario Lorenzini opinion, e poi vabbè, vedete tutti gli altri social, insomma. E che cosa hai lanciato ultimamente? Quale messaggio stai lanciando in questo periodo? Su cosa si incentra la tua propagazione di idee? Allora, ci sono soprattutto delle interviste, come dire, un po' piccanti, un po' alternative, che normalmente sui canali mainstream non vediamo, non ascoltiamo. Quindi io ora non vi dico unicamente su quello che è il panorama sanitario, della guerra, della politica, questo e tanto altro. Comunque andate a vedere e poi scoprirete. Ecco. No, io sono invidioso perché a lui non l'hanno mica ancora bloccato, non ci bloccano ogni giorno, e com'è che a te non ti... Ma perché è furbo? No, perché adesso ti ho citato, vai a controllare. Mario Lorenzini, sappiatelo. No, beh, basta leggere un titolo della Verità che mi bloccano su YouTube, o la voce io proprio che l'algoritmo variniano. Mario, un grande piacere. Mario Lorenzini, comunicazione, non soltanto musica, ma soprattutto una grande squadra per la vita insieme. A proposito di squadra, se non me lo dimentico, certo, poi mi linciano. Certo. Volevo appunto ringraziare, perché noi siamo un trio
i miei 2 musicisti, Rosalbino Bernaudo, che è il mio musicista preferito, e il grande Lorenzo Iuracà, che tra l'altro è il mio produttore ed è un'etichetta indipendente, la Hyperi Recording Label. Veramente un ragazzo eccezionale, anche lui è un cantautore e polistrumentista. È stato allievo di Morgan in X Factor. Oh là là, Sì, ragazzi. sì, sì, Capite che grande Sottobosco, importante, bello e davvero profumato e quasi sempre Sì, siamo sconosciuto una a bella tutti voi. squadra, devo dire, sì. Questi 2 uomini meravigliosi, stanno credendo in me e quindi, insomma, son tornata un po' in auge, diciamo. E come? Ci sarà un motivo, cercatelo cercando la musica di Patrizia Carlotti. Patrizia, quale mettiamo come ultimo pezzo? Dai, Io dai, dai. metterei, anche se non è nell'album, però è un singolo, Mito con te, ed è dedicato all'associazione Mitocon per la ricerca e la cura delle malattie mitocondriali. È proprio Capite? dedicata a loro, sì. Capite signori, e ripeto, ribadisco il concetto, essere artisti indipendenti vuol dire veramente riuscire a trasmettere i messaggi del cuore che si ha dentro, e non tutti possono farlo, perché quando diventi importante sei schiavo di altre Sì, situazioni. sì, esatto. Facciamo così, dico a Davide, un jingle di 30 secondi per fare la pausa della mezza e poi giustamente arriva Mito con te, che farà da trade union al prossimo ospite. Per cui Patrizia Carlotti, grazie. Grazie a voi davvero di cuore e grazie a beh. tutti gli ascoltatori. Tanto ci ritroviamo, perché il bel canto all'italiana è assolutamente cosa quotidiana per noi. Sì, Ti sì, rivogliamo ancora su queste frequenze e chiaramente Certo. sarai in onda. Grazie, Ciao grazie. Patrizia, alla Ciao. prossima. Ciao. Ciao. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Qui e ora scoprirai un guerriero, diverrai. Guardati interiormente dei. Siamo noi. Piccolo e grande uomo, la tua vita prendi per mano, vivila, ti porterà lontano, senza paura, forti siamo noi, più che mai. Tutti insieme in Mitocon diverrà realtà, questo faro del mito con te di luce splenderà, l'energia del cuore non si perderà, il battito d'amore aumenterà e come un nuovo sole poi vivrai la sua luce nuova. Non sentirti raro, resta qua, un coro di speranza canterà, una cura nuova arriverà insieme a Mitocon. Qui e ora sentirai un guerriero, già lo sei, ascoltati interiormente dei. Siamo noi, tutti insieme in Mitocon diverrà realtà, questo faro del mito con te di luce splenderà, l'energia del cuore non si perderà, il battito d'amore non si fermerà e come un nuovo sole poi vivrai la sua luce nuova.
tirano, resta qua, un coro di speranza canterà, una cura presto arriverà, insieme a Mitocon. Insieme a Mitocon. Insieme a Mitocon. Insieme a Mitocon. Buon Natale a tutti voi! Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale! Buon Natale! Buon Crismuca a tutti! Grazie. È Natale, eh? Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! È un regalo di Natale! Buon Natale! Buon Natale, Vanessa! Buon anno, signori! Buon Natale! Buon Natale, Orso! Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio. E abbiamo cominciato anche a farvi gli auguri, ragazzi. Cosa pensavate? Sono le 12.35 e ancora il buongiorno, ma anche buonasera, perché andiamo in replica sabato sera, dopo le 20.40. Un saluto da Sammy Varin, un saluto parlando di spettacolo. E che spettacolo! Lo abbiamo in Skype, è lui ormai famoso, il John Travolta italiano da decenni. È celebre soprattutto per avere portato nei teatri il tributo ballato agli indimenticabili films Grease, La febbre del sabato sera, Stayin' Alive. Signori, eccolo lì, Lele Di Nero, ciao! Ciao Sammy, mi senti? E come? Oh, qui da Rimini, finalmente ci ritroviamo. Ah, sempre in giro Lele Di Nero, ma soprattutto, ragazzi, è sempre pieno di idee per farci ballare senza sballare. È un'educazione quotidiana alla bella vita, al divertimento che tu hai portato in giro per l'Italia sui palchi, e poi ci dirai, perché c'è qualcosa già che bolle in pentola anche su questo fronte, ma l'evento che assolutamente bisogna prenotare adesso è un evento che coniugherà bellezza e talento, e non c'è in questi giorni, avete tempo, però è meglio cominciarci a fare un pensierino. Domenica 26 gennaio, un evento bello che vede soprattutto tanta bellezza, che passeggerà per il palco e non farà soltanto passettini, ma qualcosa in più. E Davide in regia puoi far girare, se vuoi, qualche immagine, perché chi ci guarda in radiovisione sul 252 sui social si potrà schiarire gli occhi. Ma qua mi zittisco. Lele Di Nero, raccontaci tutto. Oh Sammy, sì, guarda, intanto grazie per ospitarmi nella tua fantastica radio. E sì, ho creato praticamente da settembre un nuovissimo format, si chiama Beauty Fever, ed è un concorso internazionale di misse. Ecco, qui vedo che stai mandando i slide e già le foto delle numerosi partecipanti che si sono iscritte a questa prima edizione, che si terrà il 26 gennaio nella magnifica location dello Zoo Club di Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Ecco, la particolarità di questo concorso, che è internazionale in quanto è aperto a misse provenienti da qualunque regione italiana ed estera, è proprio che faranno il ballo di gruppo anche della Dance Fever con me, per rilanciare quel messaggio sociale del si ballo non sballo, che come sai mi sta molto a cuore, per tornare a divertirci in modo sano e naturale. Ecco, direi che è importante dire, Sammy, anche la giuria di grande qualità che ho creato per questo evento. Intanto sarai in giuria tu,
per poter assegnare una fascia Beauty Fever Miss Radio Libertà, che varrà poi un'intervista per la Miss nella tua radio. Poi avremo come presidente di giuria Carlo Fariciotti, il direttore del settimanale nazionale Visto. Avremo Gianfranco De Rosa, produttore cinematografico, che assegnerà la fascia di Miss Cinebooking, che varrà un ingaggio retribuito nel suo prossimo film in fase di progettazione per il 2025, quindi ci sarà una prova di recitazione di talento per le Miss che hanno una base di recitazione. Poi avremo la Laura Maroldi, che è titolare dell'agenzia Laura Maroldi Management, che assegnerà la fascia di Miss Eleganza, che varrà appunto un ingaggio nella sua agenzia. Avremo Eleonora Zanti, producer di spot televisivi su Mediaset, che assegnerà la fascia appunto Miss Pubblicità, che varrà l'inserimento a un casting per un prossimo spot di sua produzione. Avremo Justine D'Angelo, la direttrice editoriale del settimanale della rivista Behind the Magazine, che dedicherà un ampio servizio, un articolo appunto poi alla Miss da lei scelta come Miss Behind the Magazine. Avremo One TV, Marco Ciapparelli di One TV, che è una partnership, una televisione che verrà anche a fare delle riprese durante l'evento, e avrà praticamente, lui assegnerà la fascia di Miss One TV, che varrà un'intervista nel suo programma Super Trooper, canale 79 del digitale terrestre. E poi avremo in giuria Mary Sun e Soleiman Keita, due stilisti che forniranno anche una linea di 25 abiti etnici per vestire una parte delle oltre 40 Miss che si sono già iscritte a questa kermesse. Avremo in giuria Agostino Marotta, il direttore della Gazzetta di Milano e Lombardia, che appunto assegnerà la fascia di Miss Gazzetta di Milano, che varrà poi un'intervista su la sua rivista, e sta anche facendo uscire molti articoli anche su altre riviste importanti. Avremo Alberto Pettinari, che assegnerà la fascia di Miss Valle Verde Ortoflora, che varrà poi un ingaggio retribuito per uno spot che girerà nelle Marche per la promozione appunto della sua azienda. E poi avremo tre grandi nomi discografici, l'editore discografico Alessandro Porcella e i produttori discografici Efrem Sagrada e Roberto Turatti, che assegneranno la fascia di Miss Video Festival Life alla Miss che canterà meglio una canzone. Ovviamente a questa prova talento parteciperanno solo le Miss che hanno una base appunto di canto, e questo praticamente avremo diciamo il primo premio invece avrà il valore di 1.000 euro, e quindi sarà un premio importante che assegnerò. E poi io stesso assegnerò la fascia di Miss Dance Fever alla Miss che ballerà meglio la Dance Fever, e che varrà poi un ingaggio retribuito nel mio prossimo spettacolo teatrale del The Dance Fever Show, in progettazione per il 13 di aprile al Teatro Ideal di Varedo. Questa è la prestigiosa giuria di cui tu stesso farai parte, che io ho selezionato anche per dare alle Miss una concreta e seria opportunità, ecco, di ingaggio e di lavoro. Voglio diversificarmi da tutti gli altri concorsi, il mio sarà un format rivoluzionario, ecco, questo ci tengo a dirlo. E poi, Sammy, vorrei anche ringraziare i partnership che stanno realizzando, stanno collaborando alla realizzazione di questo prestigioso evento, che sarà appunto seguito da radio, TV e giornali nazionali. Quindi ringrazio la Maico SRL di Virgilio Montorio, che è un'azienda che produce impianti di ventilazione, e la Magneto Field di Bruno Sesso di Desio, che produce apparecchi per la salute e per la magnetoterapia, che io stesso utilizzo e sono veramente molto efficaci per le infiammazioni. E poi praticamente anche la stilista Isis Schoip, che realizzerà una linea proprio di abiti casual, nell'uscita casual, per le Miss, con cui faranno proprio il ballo di gruppo con me della Dance Fever, quindi farà una linea proprio apposita. Ecco, poi Sammy, ti volevo anche dire che sto coinvolgendo anche uno staff di truccatrici e parrucchieri veramente internazionale, perché avrò, pensa, la bellezza di 28 persone tra 13 truccatrici e 13 parrucchiere. Quindi avrò uno staff che viene proprio dall'Albania, rappresentato dalla make-up Viola Brecu, dal staff Ina Makeup e da Flavia, dal salone Flavia Air
Salon di Abbiategrasso, e questo è un primo staff. Poi avrò lo staff di Barbara Marano e il suo gruppo, e poi avrò lo staff, voglio dare un'opportunità anche ai giovani della Fondazione Mazzini, diretta da Elena Cocchi di Cinisello Balsamo, che è un centro di formazione professionale al lavoro, quindi ci saranno anche praticamente 6 truccatrici e 6 parrucchiere prese appunto da questa Fondazione Mazzini, e poi anche la Claudia e la Luisa del negozio di parrucchiere, del salone di parrucchiere Auge Spada di Brescia. Ecco, quindi questo praticamente e lo staff su cui punterò. E la bellissima presentatrice, Sammy, lo vorrei dire, che mi affiancherà nella conduzione di questo evento, sarà la bellissima Sharon Cimino, che saluto. La Sharon Cimino, che è modella e attrice. La stiamo lanciando in questo momento. Lei veramente modella e attrice e presentatrice di Ancora una canzone, co-presentatrice su Telenova, dove poi andrò anche ospite, quindi voglio anche ringraziare tutte le TV, le radio che mi stanno appunto ospitando e mi stanno aiutando a diffondere la promozione di questo prestigioso evento. Non mancheranno anche 8 fotografi bravissimi che faranno tante bellissime foto, quindi Rossana Alessia della New Celebrity, Leo Dallaio, Roberto Meneghin, Fulvio Nessi, Tiziano Lippolis, Corrado Lauretta, li sto citando tutti, non voglio dimenticare nessuno, Bruno Malanchini, Ettore Tagliabue, per cui e poi anche ci sarà il servizio di sicurezza di Chico Gomez, Giuseppe e Adrian, che appunto vigileranno sulla sicurezza dell'evento. Allora Lele, abbiamo gli ultimi 30 secondi perché 30 secondi. Chiusura. Allora, l'evento è aperto al trovare pubblico, biglietti? ingresso Come 20 averli? euro dalle ore 20:30 di domenica 26 gennaio 2025, comprensivo già di una consumazione. Venite numerosi, poi ne riparleremo, Sammy, anche sotto data, magari verrò a trovarti in studio e sarà un piacere per me appunto vederti e fare questa collaborazione insieme con la tua magnifica radio. Ecco. Grazie. Lele Di Nero, domenica 26 gennaio 20:30, Zoo Club di Milano. Ci sono già i registi qua che si vogliono prenotare, vogliono venire a vedere. Venite, più di 40 miss in gara e torta per tutti. Ci Ciao, sarà una Lele. mega torta al termine delle premiazioni. A presto Lele, ciao! Ciao Sammy, un abbraccio, grazie, un saluto a tutti gli spettatori. Ciao.
È una canzone davvero potente che ti lascia esterrefatto, quasi con l'amaro in bocca, perché poi è la storia purtroppo di molte persone che l'hanno vissuta in prima persona. Valentina Cassano è Ciao a appena uscita tutti. con Adesso grido forte. Valentina, grazie perché hai fatto un qualcosa di potente. L'altro giorno, proprio per la giornata contro la violenza sulle donne, ho passato questa canzone e mi ha scritto gente che aveva le lacrime perché è potente davvero questa canzone. Molto potente perché parla di una donna in prima persona, di una donna che è stata uccisa da un uomo che amava davvero tanto e di un grido a tutte le donne di non avere paura di denunciare e di vivere in libertà e sempre serene, perché bisogna avere rispetto. Una donna si deve sempre sentire amata, sempre, 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 da un uomo. È minimo, è minimo. E quando vedete che cambia, come dice nella canzone, quando non è più lui, questi sono segnali d'allarme importanti che vanno assolutamente tenuti presenti, non presi sotto gamba e si cambia, e si può fare, e si deve fare assolutamente, non rimanendo prigionieri di una persona che ti tratta male o che ti fa sentire succube. E questo vale per qualunque essere vivente, qualunque essere umano e non umano, perché noi difendiamo anche gli animali, ci mancherebbe altro, di questi tempi bisogna fare molta attenzione perché hanno inasprito pure le pene per chi tratta male o uccide gli animali. Valentina Cassano ha pubblicato questa canzone, Adesso grido forte, proprio nella settimana contro la violenza sulle donne, quindi un pezzo forte, potente, che dovete riascoltare con calma, andando sul Facebook, sul YouTube, sugli store digitali, digitando Valentina Cassano, Adesso grido forte. E la Valentina Cassano che ci viene spesso a trovare, e cioè pensate, ogni volta che entra in questo studio vuol dire che ha sfornato un nuovo pezzo, perché ormai quanti sono? Quanti ne hai fatti? 5. 5 ragazzi! Ma cioè questa si è fatta tournée in giro per l'Italia. Sì, sì, Hai sì, da cantato tutte le parti, nei poi posti più strani. Dici, ma com'è possibile? Perché la richiedono, perché ha cominciato a farsi notare che non è facile, perché non è alta 1,90 m, cioè, piccolina, dolce, dolce, no? Però quando parla poco, ma quando è sul palco, cioè, rimani lì a bocca aperta dalla bellezza della sua voce e dal modo di trasmettere emozioni. E soprattutto, vedi, sei la prova provata che non c'è bisogno di farsi notare perché hai fatto cavolate. Mi viene sempre in mente Fedez. Oggi mi viene in mente Fedez, lasciatemi stare, non so perché. Non c'è bisogno di farsi notare per pazzie, fuori di testa, per No. parlare male di questo, di quell'altro. E con la tua dolcezza, con la tua spontaneità, ma soprattutto Certo. con la tua voce, hai fatto un miracolo bellissimo, salendo su decine di palchi in questi anni e, ricordiamolo, andando anche tanto in televisione. Sì, sì, in televisione, Rete 55. sì, Rete 55 e tanti altri canali. C'è anche altri canali, capito? Si Sì, sono sì. fatti una compagnia di musicanti che girano su vari canali, grazie, lo dobbiamo ricordare, alla coppia Angelini Angelini e Lanfranco Busnelli, sì, sì. Busnelli, è vero, che sono quelli poi che mi hanno scritto Che li la rin canzone, anche a me, non lo dico tra parentesi, ma anch'io ho cantato una canzone. Vabbè, non lo devo dire, vabbè, non sono niente in confronto alla Valentina Cassano, però hanno scritto anche per me. No, stavi dicendo, perdonami. Che io li ringrazio tantissimo perché m'hanno scritto anche delle canzoni bellissime, poi li ringrazio non solo per questo, ma anche per avermi fatto crescere di più, su queste cose. E dici niente, se cercate Valentina Cassano su YouTube, ci sono dei pezzi che a visualizzazioni a go ragazzi, e non è che si mette in costume da bagno, mezza nuda, perché normalmente uno dice se vuoi un po' di visualizzazione è lei,
naturale, assolutamente, con una bellezza vera e senza voler esagerare, ma soprattutto trasmettendo emozioni con la tua voce, punto. Certo, sì, sì. E questa è la magia della musica, ritornare a cantare ancora come un tempo, come ci hanno insegnato i nostri genitori, i nostri nonni, il bel canto all'italiana. Oggi ne abbiamo avuti tanti di esempi e il bello proprio di una radio come Radio Libertà e di una trasmissione come Musica Indipendente che ancora vi propone queste cose così originali. Progetti futuri, cosa bolle in pentola, lo sai, io sono curioso. Cosa vorresti fare? Cosa ti manca? Mancano tante cose, anche perché tu sei giovanissima. Qualcuno pensa, beh, sì. Certo, mancano tantissime cose. Ricordiamo quanti anni hai, scusa? 22. 22 anni, 22, capisci? Io ti 22. ho conosciuto qualche anno fa che eri appena 20, mi sa. Adesso sono già 22 anni, no? Però che cosa vorresti fare a questo punto? Cosa ti manca? Quali sono i tuoi sogni? I miei sogni sono solo il canto, la musica, Vedete ma com'è? anche È umile. Uno dice: voglio andare a Sanremo, al Festival Bar. Non c'è più il Festival Bar, voglio andare. certo, no. Cioè, l'importante per lei è cantare. Certo, sì, sì, l'importante è cantare, seguire la musica, quello che più ami nella vita. Poi io sogno anche di fare un concerto all'Arena di Verona. Io l'ho sempre detto, Lo sia che alla sapevo mamma io. sia che al papà. Lo sapevo. Beh, guarda che non è così tanto impossibile, magari non tutto tuo, ma con altri artisti, secondo me si può fare, Certo, sì, 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 certo. Vedrai che ci arrivi, vedrai che c'è, anche perché qui abbiamo poi dei personaggi che ti sostengono, che hanno scritto anche per te, uno a caso, un certo Gatto Pancieri, Sì, signori. sì, che mi ha scritto un brano che si chiama Un gioco più grande, che parla di quello che m'ha fatto crescere di più e di quello che amo, cioè la musica e cantare, no, tipo, nel brano, c'è una parola che mi piace tantissimo: "Nel mio cuore son 1000 strumenti a suonare". Mh. E quindi, quella parola mi piace tantissimo perché rappresenta la musica che c'è nel cuore. Bellissimo, bellissimo. E allora, signori, per voi e per tutti i vostri cuoricini che battono, chiudiamo proprio con questo pezzo. Valentina Cassano, Un gioco più grande, te lo mando io dal mio computer e c'è anche il video, bellissimo. Valentina, come sempre, grazie. Grazie a te. Un piacerone. Ci troviamo per il prossimo pezzo, che tanto lo so che lo sta già preparando, non lo Sì, dice, ma lo sì, sta... sì, sì, lo stiamo già preparando. vai. I progetti futuri, infatti prima mi son dimenticata di dirti, che i progetti futuri ci sono, sto facendo un brano molto, ma molto ritmato, bellissimo, parla d'amore, ma non posso dire di più. Basta, e allora a voi un gioco più grande. Ciao Valentina! Ciao, ciao a tutti! Ciao, ciao.